nero per un po' più corta. Buonasera, ben ritrovati da Marco Angileri a F Motori, il motorsport raccontato su Telefriuli. In questa prima parte ritorneremo nel Museo Abarth, fantastico Museo Abarth di Campagna di Maniago, ospiti di Bruno Dorigo. Ci siamo trasferiti nella zona pista per quanto riguarda l'Abarth. Qua un'altra pagina di storia. Sì, qua è un'altra pagina di storia. Diciamo che questo pezzo di museo è l'ultimo pezzo che io ho allargato, perché naturalmente le macchine non mi stavano di là e ho pensato di rovinare un po' il capannone dei trattori per portare via un po' di spazio per esporre queste belle cose. Di là poi c'è anche la tuta e il casco di Michele Alboreto, che oltre che essere un pilota Ferrari è partito soprattutto dall'Abarth. I primi successi sono arrivati lì. Anche lui è partito con l'Abarth, naturalmente. Adesso non mi ricordo più se la Formula 2000 oppure la Formula Italia. Naturalmente anche lui è venuto fuori dalle Formula Abarth. Tu eri più legato alle vetture da pista, da salita, oppure le classiche che si vedevano poi elaborate in giro, che facevano veramente bella mostra di sé nelle strade italiane? Sì, io ero legato molto alle piste e alle salite più di tutto, naturalmente i rally un po' meno, diciamo perché forse? Perché ho visto più le piste che le salite che i rally e naturalmente mi piacevano le macchine da competizione sulle piste e sulle salite. E poi parlando di rally, hai avuto anche la possibilità di essere ammirato in tutto il tuo lavoro anche da Niki Biasion, 2 volte campione del mondo rally. Sì, Niki Biasion in particolare è sempre disponibile, è una persona molto, molto simpatica e poi quando lo chiami lui è sempre pronto. È stato anche Cunico, Piero Longhi, sì, è stata gente molto importante. Naturalmente Johannes Ortner, austriaco, che è pilota molto famoso per il marchio Abarth, è stato un campione con l'Abarth, diciamo. Parliamo dei tempi moderni, c'è questo rilancio per quanto riguarda il marchio Abarth, che però non è la cosa che forse tu prediligi. Ma i tempi moderni diciamo che sono cambiati veramente, sono tutto all'opposto. Naturalmente le Abarth di oggi sono Abarth per modo di dire. Diciamo che la 500 è molto simpatica e anche bella, macchina molto grintosa, non posso neanche sputare su questo marchio, ecco, perché la macchina è valida, dai, è bella. Come in tutte le belle collezioni manca però un pezzo. Qual è il rammarico, Bruno? Il rammarico, mi piacerebbe avere un bel 1000 SP, un 4 fari. Non voglio il 3000 per l'amor di Dio, ma almeno un 1000 Cune, un 1000 SP, una barchietta in poche parole, mi piacerebbe averla, però sono già prezzi, quindi non è per il mio, non è per la mia portata, ecco. Dando un'occhiata così ai tanti documenti che tu hai, contratti di piloti, qual è quello più particolare, quello che ti ha un po' colpito, le cose diciamo che hanno fatto la storia di Abarth che tu hai proprio in un archivio privato? Mi ha colpito molto quello di Franco Patria. Franco Patria purtroppo è stato un ragazzo molto giovane, bravo ragazzo, un bravo pilota, ha avuto la sfortuna che quando usciva dai box purtroppo è mancato e naturalmente lui, io so che non so se ha fatto 13 gare e 13 gare le aveva vinte tutte, era un pilota molto bravo e mi è rimasto. Perché purtroppo è mancato così giovane, naturalmente una morte bestiale, perché lui usciva dai box, passato l'altro gli ha portato via la testa.
naturalmente dopo anche gli altri, però in particolare lui. Non ho conosciuto io ho conosciuto bene come pilota Leo Cella negli anni 60, lui veniva su in Svizzera e l'ho fatto molto amico con lui, e poi naturalmente anche Merzario, non ne parliamo di Horner, e tutti i piloti di Formula 1, di Ferrari, di Sarti, di Parks, tutti i piloti degli anni 60, e fai conto che io mangiavo con loro. Però era molto più semplice, era molto più facile andare con loro, capisci? Adesso è tutta un'altra cosa, non devi stare attento di tutto, non puoi andare qua, non puoi andare là. Una volta era molto più bello, le corse erano spontanee, capisci? Era la macchina che il pilota doveva guidare, invece adesso è tutto il contrario, è la macchina che guida il pilota. Dunque è bello anche adesso, per l'amor di Dio, però il progresso non è che ha fatto tanto bene. Ha portato indietro per tante cose, perché se ritorniamo indietro vediamo veramente le corse, vediamo i piloti, capisci? Quello che ti è mancato è conoscere Karl Abarth. Sì, quello mi è mancato e purtroppo quel giorno sono andato all'Abarth pensando di trovarlo, mi ricordo circa il 22-23 settembre del 1970, e quando sono arrivato lì all'Abarth naturalmente non sapevo neanche come entrare. È stata una fortuna che più o meno all'interno della fabbrica vedevo una persona, ostia, ho detto è Horner. L'ho chiamato, è venuto là, è stato molto cordiale con me e mi ha portato dentro, mi ha fatto vedere tutte le macchine che lui ha vinto, le cronoscalate. Naturalmente quel giorno lì Abarth non c'era, però quella lì ecco, mi è mancata. Sei andato comunque a trovarlo dopo? Sì, perché mi avrebbe piaciuto conoscerlo bene e parlare con lui. Mi piacerebbe che ancora oggi lui sentisse quello che ho io per le Abarth. Purtroppo non è così, perché non c'è niente, lui non sente più niente, sentiamo noi, basta. Però la grande eredità l'ha lasciata e tuttora vive anche in questo museo. Ancora vive, naturalmente io quando sono stato a fare un raduno in Austria ho voluto andare al cimitero a trovarlo, ho anche le foto fatte in parte al cimitero. Naturalmente nessuno si decideva, il primo sono stato io a decidere di andare a fare la foto sulla tomba di Abarth. Questo è il grande ricordo comunque finale. È stato quello lì, l'unico ricordo che ho di lui è quello lì, basta.
Da Maniago, dallo splendido museo Abarth di Bruno Dorigo, cambiamo marchio. Alfa Romeo, ed un pilota che ha legato il suo nome, oltre che alla casa del Biscione, anche a Ferrari Abarth. Lui è Arturo Merzario. Avete l'opportunità e la fortuna di vedermi a cavallo, tra virgolette, sulla medesima vettura che io ebbi l'opportunità di vincere la Targa Florio, il Mondiale Marche nel 1975. Questa macchina è tutta originale. Allora il motorismo sportivo era la base dell'evoluzione delle macchine di serie. Queste esperienze che facevano le case coi piloti portavano all'utente stradale soluzioni all'avanguardia. Con l'avvento della tecnologia, dell'elettronica, dei test in laboratorio, adesso hanno un vantaggio enorme. Divenire pilota ufficiale di una casa come l'Alfa Romeo, che credo dai primi Novecento in poi abbia insegnato al mondo intero a costruire le automobili, è stata all'avanguardia, si può dire, su tutto, compreso l'utilizzo di materiali particolari, l'utilizzo di una specie di galleria del vento. È una pietra miliare nel mondo del motorsport e del mezzo meccanico inteso come automobile nel mondo. Essere un pilota ufficiale dell'Alfa Romeo, lo sono stato per 5 anni, è un fiore all'occhiello. Gabriel, tu hai scelto tra enduro e motocross. Enduro, ma cross mi piace fare perché diciamo che mi dà un po' più di adrenalina, perché avere dietro gente, combattere con gente magari più forte di me. Sei più stimolato? Sì. Enduro cambia tutto, la lotta è contro il cronometro invece. Sì, diciamo che l'enduro è più basato sui tempi. Ti piace la sportellata, il colpo di fianco con l'avversario del motocross un pochino più? Sì. Come moto quest'anno cosa hai utilizzato? Husqvarna 125. Prossimo anno continuerà con lo stesso programma? No, con la Sherco 125 e farò enduro e qualche gara di cross. Enduro in campo Triveneto oppure hai qualche altro programma? Triveneto e mini enduro italiano. Perciò lì girerai e soprattutto ti confronterai con quella che è poi la crema del mini enduro. Sì, diciamo che battaglio con tutta l'Italia e sarà dura. Staremo a vedere. Qual è il tuo pensiero per il 2022? Fare dentro i primi 15. Hai già qualche riscontro magari per quello che potrebbe essere il futuro, nel senso di piloti che nel campo Triveneto vanno forte, magari sai già di stargli dietro? Sì, Sanni Marconato che sto anno qua passerà a 125, che diciamo che anche lui se la cava. Presidente, torniamo indietro a ottobre, un successo per la gara di Triveneto Enduro. Assolutamente sì, è un ottimo successo dopo un paio d'anni di campionato regionale e di Covid purtroppo che ci hanno bloccato. Effettivamente siamo stati veramente bravi tutti a mettere in pista questa gara qua. Da riconfermare che questa, quella che voi organizzate, è una gara di vero enduro. Ma assolutamente sì, perché il calcio con la pietra, come abbiamo spiegato le altre volte, ha messo in difficoltà parecchie persone, o meglio, non era proprio una vera passeggiata. C'è sempre un'incognita perché non è facile come terreno, però il numero di iscritti, 250 e oltre, è a riconferma che comunque questa gara piace. Sicuramente, perché la gara, questo è il vero enduro, come l'ho detto l'altra volta, secondo me, che ormai sono vecchio come ho detto, e però ho visto che a tutti è piaciuta, proprio tutti è piaciuta questa gara, questa manifestazione, proprio per il terreno che va dalla pietra un po' al terreno argilloso che abbiamo sul Carso, ecco.
Poi molto tecnico, è chiaro che un pilota deve esprimersi al meglio ed è stato anche un bel vedere per il pubblico. Assolutamente sì, c'è stato inizialmente, secondo me è stata una bella idea del nostro amico, mio amico Sinico Furo, che abbiamo fatto una piccola extreme sul vero terreno, però sicuramente il calcio puro, che ha messo in difficoltà più di qualcuno. Dopodiché nelle varie speciali, che chiaramente è il calcio, è venuto fuori chi ha un po' di più manetta, come si dice, tiene aperto. Sì, ho iniziato col minicross nella pista di Cremona, poi ho fatto anche il mini enduro, Triveneto a Lovolo. E com'è andata? Come prima gara a Lovolo di mini enduro è andata bene, mi sono divertito, ho fatto dei buoni risultati, ma potevo fare anche meglio. Comunque domani, se dovessi scegliere tra il motocross e l'enduro, cosa sceglierai? Io sceglierei enduro. E qual è la tua moto, al di là di quella che stai utilizzando adesso, quella che vorresti avere magari da più grande? Adesso sto utilizzando una cilindrata più alta, 85 gas, per ora vorrei rimanere con questa. Un domani chiaramente il passaggio nel 125. Sì, questo sì, ma abbiamo ancora 3 anni davanti e vedremo più avanti, dai. Per il prossimo anno qual è il pilota che vorresti battere? Non saprei, perché ci sono tanti dell'italiano che erano più piccoli di me e quindi ci saranno anche nuovi piloti e vedremo. Invece in campo Triveneto c'è sicuramente qualcuno che vorresti mettere dietro nella prossima stagione? Sì, vorrei mettere dietro qualcun altro, di cui Romor Michele e Luca Giusto, e ci proveremo. Una stagione nel motocross a livello italiano, un'esperienza importante per te? Sì, quest'anno è stata molto bello l'esperienza a livello italiano. Abbiamo fatto quasi tutte le gare, non abbiamo fatto le ultime 2 per problemi fisici, però per il resto è andato molto bene. Sono divertito e ho fatto risultati a mia portata, però molto buoni. Senti, hai provato le migliori piste a livello nazionale, qual è stata quella che ti ha messo in luce più le tue caratteristiche di pilota? Quella che a me sinceramente mi è piaciuta di più è stata Cingoli, perché è una pista molto sulla collina, in salite, discese, molto adrenalinica come pista e molto divertente. KTM 125, il prossimo anno riconfermata? Sì, riconfermata, bellissima moto, mi piace tanto. Prossimo anno ancora campionato italiano o farai ovviamente anche il Triveneto, immagino? Sì, faccio anche il prossimo anno campione italiano, e junior ovviamente, nord-est e il Triveneto. Grosso modo quante saranno le gare? Una quindicina almeno, anche 20? Sì, una quindicina almeno di gare sono. È difficile anche trovare, sposare lo studio, l'allenamento e poi le competizioni? Sì, la settimana è sempre impegnata, dal lunedì alla domenica è sempre pieno il tempo, non c'è mai il tempo. Più il 2 tempi o il 4 tempi un domani? Allora, a me come guida mi dicono sempre che guido meglio con un 4 tempi, però a me piace ovviamente il 4 tempi, però anche il 2 tempi è una cosa che mi piacerebbe provare, che è un 250 2 tempi, che quando posso ne proverò uno per vedere quale moto scegliere in futuro. Sì, siamo molto contenti perché il nostro motoclub già da un paio d'anni spinge sui giovani. Abbiamo cercato di creare una base di ragazzini proprio da 8 anni in su, da quando si può cominciare a fare le gare. Facciamo sia mini enduro che mini cross, poi abbiamo alcuni ragazzi un po' più grandicelli, diciamo oltre i 16 anni, che fanno sia motocross, e qualcuno quest'anno comincerà anche a fare gare di enduro, diciamo della categoria cadetti. Quello che il nostro interessamento è sicuramente per quanto riguarda i giovani, perché noi crediamo molto in questa condizione, diciamo, di poter portare i ragazzi dall'inizio fino anche ai campionati più importanti, come tu hai accennato, l'italiano, che già qualcuno ha fatto e abbiamo avuto anche dei risultati notevoli, ecco. Poi volevo anche dire che il motoclub nostro comunque nel mini enduro e nel mini cross praticamente partecipa a tutte le gare. Quest'anno abbiamo anche avuto la possibilità con la squadra di vincere il campionato Triveneto di enduro, cosa che a noi come
Motoclub gratifica molto, e anche i ragazzi si sono impegnati moltissimo. Ecco. Noi diciamo, a parte il motoclub la governance, diciamo, del motoclub che si impegna su questo, abbiamo più persone, di cui una che la cito perché effettivamente è l'uomo che è tecnicamente più preparato come istruttore, che è Andrea Cabas, che lui ci dà una grossissima mano insieme anche ai genitori. Giorgia, com'è andata la stagione nel mini enduro? Sì, bene, dai, potevo fare anche meglio, però bene. Com'è partita la tua passione per le moto, anche perché ce n'è poche ragazze come te? È partita la passione che mamma e papà avevano la moto, e poi quando ero piccola è partita la passione. E adesso c'è qualcuno che ti aiuta, chiaramente immagino anche Andrea Cabas, che ti dà delle dritte su come andare forte. Sì, mi aiuta anche papà, mi dice alcune cose, e più anche Cabas. Che moto hai? Adesso ho un 85 KTM che adesso devo fare 3 anni con l'85. Ogni tanto anche hai provato qualche pista di motocross per capire anche se magari poteva andarti bene, oppure sai già che sarà l'enduro il tuo futuro? Mi alleno con il cross, però per adesso mi piace l'enduro. Cosa ti dicono i tuoi compagni di classe, i maschietti soprattutto, quando vedono che vai forte con una moto? Perché quando ero arrivata proprio sono stati male che io facevo questo. Non male, però. Sorpresi? Sì, esatto. Prossimo anno cambierà qualcosa? No, continuerò con l'enduro. Attenzione perciò maschietti. Sì. Emilio, la tua stagione è partita prestissimo a Sacile con l'Enduro Country 4 ore, e già da lì sei andata forte. Sì, diciamo che siamo partiti con la gara della 4 ore a coppie, che era organizzata dal Motoclub Albatros, e ci tenevo tanto a farla in coppia con mio fratello, perché quest'anno ci ha dato una grande mano Andrea Cescon, e di cui mi faceva piacere partecipare. Però tu sei una crossista dentro. Sì, io sono una crossista e adesso vediamo, quest'anno è andata un po' così, non mi aspettavo, perché troppe concomitanze, e quindi i risultati che volevo ottenere non sono venuti, e quindi ci riproveremo nel 2022, dai. Quando partirà la tua stagione? E adesso inizia l'allenamento invernale, e poi ancora i calendari non sono usciti, però con l'anno nuovo non so esattamente il mese. Oltre che moto, chiaramente c'è anche un allenamento fisico. La tua preparazione come si compone? Durante la settimana adesso vado in palestra e ci siamo seguiti come resistenza e altro, e basta, e poi il weekend moto. Senti, 125 con il cambio ormai un paio d'anni ti sei trovato da subito, anche perché il salto è importante questo. Il salto da Yamaha a KTM l'ho sentito, e tanto, anche perché sono due motori completamente diversi, però mi sono subito adattata al KTM, mi piace come moto. Luca, ti ho visto benissimo agli assoluti d'Italia a Maniago, hai dimostrato come potete andare forte con quelli che poi erano i piloti più forti in campo nazionale, in quel caso con il 2050. Sì, è stata una bella gara, molto difficile, mi sono divertito molto, molta esperienza, e ringrazio comunque sempre Furio per l'assistenza, e niente, sono stati 2 giorni impegnativi. Il secondo giorno non sono riuscito a portarlo a termine per una rottura alla moto, però comunque il primo giorno sono soddisfatto di averlo affrontato nel migliore dei modi. Molto soddisfatto. Comunque la tua stagione era molto più ampia, al di là della parentesi di Maniago. Sì, ho fatto tutto il campionato under e ho fatto qualche tappa di assoluti d'Italia, e sempre affiancato da Furio e da mio papà. Soddisfatto anche lì nel campionato italiano under, trovi chiaramente nella tua categoria fior di piloti, perciò avevi già dei raffronti con quelli che poi sono i più forti in Italia. Qual è stata la tua idea? Ci sei? Sì, c'era molta gente forte, però comunque me la sono incavata discretamente bene, secondo me. E niente, è stata una bella stagione. Prossimo anno? Prossimo anno probabilmente con la 125,
e con una Fantic.